La regular season entra nella sua fase cruciale. Questa 19ª giornata è uno snodo importante per CMB e Petrarca, pronte a misurare definitivamente le loro ambizioni. Amici di PMG Sport Futsal, buonasera e benvenuti al Palasport di Matera da Davide Menolascina. Tutto pronto o quasi per l'inizio di questa super sfida del 19° turno del massimo campionato di futsal. Si sfidano due squadre che vogliono recitare un ruolo da protagoniste, lo stanno già facendo, vogliono confermarsi e oggi dovranno, o meglio, si daranno battaglia sul parquet del capoluogo lucano. È entrato in campo anche il CMB, completo interamente bianco per i padroni di casa, completo nero per invece la formazione veneta. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni in campo quest'oggi mentre avviene il sorteggio tra i due capitani. Partiamo dal CMB che si schiera con Miguel Weber tra i pali, poi Isidoro, Neto, Gagliani, Pulvirenti, Santos, Perrucci, Wilde, Arbonio, Cesaroni, Bijac, Romagnoli, Bruno e Nucera. In panchina ovviamente Lorenzo Nitti. Dall'altra parte il Petrarca Padova si schiera con Bastini, Bargellini, Di Sarò, Felipe Mello, De Luca, Alba, Paganini, Fornari, Rafinha, Vitale, Parrell, Victor Mello, Boventura, Alves e Moretti. In panchina il tecnico Luca Giampaolo. Quasi tutto pronto qui al Palasport di Matera. Siamo in leggero ritardo rispetto alle 20, orario fissato per l'inizio della gara, ma praticamente ci siamo. Dicevamo di una gara che può dire tanto del futuro di queste due squadre, perché il CMB attualmente è quinto con 29 punti in 18 gare, mentre Simbios Petrarca è al quarto posto con un punto in più e una gara in meno però rispetto ai lucani. Quindi oggi potremo avere risposte importanti su quello che sarà poi il cammino di queste due squadre in pienissima zona playoff. Però sappiamo che ovviamente anche una posizione in più può fare la differenza, sia per sfruttare un fattore campo, sia per un sorteggio o meglio un accoppiamento un po' più favorevole. Foto di rito per il CMB, mentre il Petrarca è già pronto sul rettangolo di gioco. C'è già pronto Andrea Bastini che difenderà i pali del Petrarca in questo match. Adesso ci arriva anche il CMB reduce dal colpaccio in casa della Camedosson. L'ennesima prova di maturità per la squadra presieduta da Rocco Auletta, che dopo gli innesti soprattutto di Neto nel mercato di riparazione ha iniziato a macinare i punti, a infilare risultati positivi uno dietro l'altro. Petrarca è già pronto, vediamo quale sarà il quintetto. Oltre a Bastini che abbiamo già nominato ci sono Felipe Mello, Fornari, Rafinha e Victor Mello. CMB che invece si schiera con Weber tra i pali, Neto, Cesaroni, Wilde e arriva anche Giovanni Pulvirenti, uno dei pochi reduci dalla passata stagione che è stata la prima del CMB in Serie A. CMB che ha cambiato tanto sia come guida tecnica sia come roster, ma si sta confermando tra le migliori realtà del futsal nazionale. E sarà proprio il CMB a muovere il primo pallone di questa gara, da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo i lucani, da destra a sinistra ovviamente il Petrarca. Dirigono il match Donato Lamanuzzi della sezione di Molfetta e Salvatore Minichini di Ercolano. Al crono c'è Luca Michele De Candia di Molfetta. Tutto pronto, si attende solo che vengano sistemati gli ultimi fratini in pacchine, poi si comincia. Pulvirenti tocca per Neto, inizia CMB Petrarca. Wilde accompagna subito Weber, Wilde invece sceglie il passaggio verso Cesaroni che rischia un po', può permettere subito il contropiede a Rafinha che vince il duello spalla a spalla, poi trova la parata di Miguel Weber. Subito un'occasione per il Petrarca, 13 secondi sul nostro cronometro. Possesso palla ancora per i padovani, Rafinha. Indietro per Felipe Mello, Fornari in profondità, Cesaroni anticipa Victor Mello e mette in rimessa laterale. Tanta qualità a disposizione anche di mister Giampaolo ovviamente. Rimessa laterale battuta, intercettata da Pulvirenti che si è frapposto al tiro di Victor Mello. Contropiede Pulvirenti per Wilde che non può mai sbagliare, da pochi passi fa 1-0, 25 gol in campionato per Wilde, soprattutto CMB avanti.
Si parte sempre da 1-0 praticamente quando c'è Wilde in campo. Attenzione però subito alla reazione del Petrarca con Neto che mette il corpo davanti per limitare l'avanzata di Fornari. Fornari verso Felipe Mello, ancora Fornari costretto a tornare da Bastini. Si parte ovviamente, dicevo, sempre 1-0. Tra l'altro Wilde segna spesso proprio il gol d'apertura, poi la media gol parla da sola. Sono già 25 i centri nella sua stagione d'esordio nel campionato italiano. Un impatto clamoroso quello di Wilde. Non è nemmeno trascorso il primo minuto effettivo e già il CMB avanti. E adesso arriva anche un errore in fase di trasmissione di palla da parte del Petrarca, rimessa proprio per Wilde. C'è Giovanni Pulvirenti, colui che ha fornito l'ottimo assist al sudamericano. Non si intendono Neto e Cesaroni, vorrebbe la rimessa il capitano del CMB, ma a giudizio di Minichini la rimessa è per il Petrarca, rimessa che poi viene invertita perché è stata battuta, credo, in posizione troppo avanzata. Infatti Cesaroni va oltre la linea di metà campo e quindi in qualche modo Cesaroni ha avuto ragione perché poi la rimessa è tornata da lui. Neto verso Wilde, non filtra il pallone, c'è la deviazione da parte di Jader Fornari. Fallo laterale ancora per il CMB, sfida tra bomber perché se Wilde ne ha realizzati 25, Fornari è a quota 17, un veterano, lui sì, della Serie A. Numeri in perfetta sintonia con quello che è stato il suo rendimento negli ultimi anni. Attenzione al lancio intercettato da Pulvirenti, non riesce però a controllarla il siciliano e quindi c'è rimessa laterale in favore del Petrarca. Cercano spesso l'imbucata verso Fornari, stavolta però il pallone non è filtrato, allora bisogna ricominciare con Victor Mello. Fornari gli concede forse un po' di spazio Neto, attenzione al tiro che termina di poco fuori di Rafinha. Era rimasto fermo Weber che probabilmente non ha visto partire il pallone che però è sfilato alla sinistra del suo palo. Reazione subito da parte del Petrarca che ovviamente ha bisogno di altro per demoralizzarsi. Petrarca che guadagna nuovamente il fallo laterale all'altezza della metà campo. Rafinha a sinistra, 1 contro 1 con Cesaroni, non si fida, cerca il pallone centralmente, poi lo smista a destra. Palla ancora per Fornari, Wilde prima di Rafinha, poi la palla arriva in zona Weber. Neto con grande esperienza ottiene anche la rimessa dal fondo. Rinvio per Weber che cerca dall'altra parte Wilde, non riesce a tenerla in campo ed è quindi fallo laterale già battuto dal Petrarca. Ancora Rafinha sulla banda sinistra, non passa su Pulvirenti che poi vince il contrasto anche con Felipe Mello e porta a casa un'ottima rimessa laterale in zona offensiva. Arriva Cesaroni alla battuta, vediamo se cerca il tiro di Wilde e così Wilde va in porta, respinge però Mello prima di Bastini, poi Fornari riesce anche a tenere in campo il pallone, prova a passare su Wilde che però non ha toccato la palla. Fallo laterale, anche un colpo al volto per Fornari, Wilde si scusa, ovviamente tutto involontario. Nulla di grave per Fornari, mentre proprio alle spalle di Wilde si preparano in blocco ad entrare 4 giocatori nel Petrarca. Gioco che intanto prosegue, ancora un'imbucata a cercare Fornari, preso proprio da Wilde. Fornari cerca di smistare a sinistra dove c'è Rafinha. Neto su di lui, la palla ancora per Jader Fornari, alto il suo tiro. Buona però la combinazione, soprattutto tanto movimento da parte di Fornari. Arrivano i primi cambi, ne fa uno anche il CMB con Fornari in luogo di Cesaroni. Si preparano poi André Santos e Bijak che tra poco saranno protagonisti sul campo. È entrato anche Alba, maglia numero 7 nel Petrarca, proprio per Fornari, autore dell'ultima conclusione. Pulvirenti verso Arvonio, primo pallone della sua gara. Pulvirenti in profondità verso Wilde, però viene anticipato. Attenzione al tiro di Boaventura, palla alta, si mette in partita anche Boaventura. Primi minuti nel match anche per Bijak nel CMB al posto di Pulvirenti. Wilde scambia con Neto, cerca con l'esterno Arvonio che lotta su questo pallone, alla fine della carambola porta la sfera nuovamente da Neto, poi Wilde, passaggio un po' arretrato per Bijak, chiede scusa il pivot autore dell'1-0 che ha sbloccato questa gara. La rimessa è per il Petrarca, ancora un cambio per Giampaolo, dentro anche
Andrea Vitale, classe 1996. Centralmente Alba, poi si va proprio da Vitale. Boventura, Mello per Alba. Boventura chiama in caso nuovamente Vitale, prova a far circolare tanto il pallone il Petrarca. Ancora Victor Mello che viene a prendere palla, la perde Wilde, 1 contro 1 col portiere, trova il varco sotto le gambe e fa 2-0, 2 tiri in porta, doppio vantaggio CMB, sempre con Wilde. Una sentenza praticamente Wilde, che adesso va a prendersi un po' di meritato riposo. 2 gol in meno di 4 minuti per lui, fanno 26 in campionato, si avvicina anche la vetta occupata in questo momento da Gio Pavieira, che sarà protagonista tra poco più di mezz'ora in Came Mantova. Duello a distanza che si è tra l'altro visto anche proprio nel match di cui parlavo della scorsa giornata tra Came e CMB. Attenzione a Boventura che fa tutta la corsia a sinistra, poi viene fermato da Santos, chiama palla Victor Mello che vorrebbe andare a calciare, non viene però premiato e viene servito soltanto adesso. Boventura a destra, svista la palla, poi la riceve nuovamente, non può arrivarci Jorge Alba. Errore in questa fase di misura e quindi il possesso diventa del CMB, che guadagna tanti metri di campo, si riporta nella parte di campo offensiva. Bijak alla battuta, si muove André Santos, preferisce però non rischiare. Neto poi chiede la sovrapposizione di Weber, che offre una linea di passaggio sicura e adesso rimane anche in progressione offensiva. Weber che ha festeggiato anche le 100 presenze con la maglia del CMB. Arriva intanto il tiro di Neto, controllato con lo sguardo da Bastini, che si prende il rinvio dal fondo. Pressione ancora però forte da parte del CMB, che guadagna un'altra rimessa laterale in zona offensiva. Dicevo di Weber, a quota 1, a quota 1 gol in campionato. C'è anche l'altro portiere, ovvero Bastini. Attenzione ad Arvonio sulla sinistra, conclusione respinta, ma il CMB rimane comunque in zona offensiva. Arvonio lascia il campo a Gagliani, applaudito anche da mister Nitti. Buono il suo apporto fino a questo momento, quando entriamo nel quinto minuto del primo tempo. 2-0 CMB, doppietta di Wilde. Neto finta il lancio, poi col destro va a cercare Bijak, palla toccata per un attimo da Boventura, anche Bijak non controlla bene, allora può ripartire il Petrarca. Palla verso Jader Fornari, attaccato da Neto, lo tiene a distanza Fornari, che poi riesce a scaricare dall'altra parte. Boventura non può puntare verso la porta, scambia ancora con Victor Mello, poi Rafinha controlla la palla quasi all'altezza della linea laterale. Palla messa fuori da Gagliani, fallo laterale per il Petrarca. Si butta dentro Rafinha, probabilmente verrà Fornari, infatti è così che va alla conclusione. Tiro un po' smorzato, poi con la testa Fornari verso Boventura, che non riesce a correggere in porta. Rimessa dal fondo per Miguel Weber. Contromovimento di Gagliani, la palla invece in profondità verso Santos, si allunga con la testa Paganini. Infatti è rimessa laterale CMB. 4:39 trascorsi. Palla giocata all'indietro verso Neto. Cerca con lo sguardo Weber e poi lo serve. Weber però nella metà campo difensiva, quindi ha 4 secondi per gestire il pallone. Scarica nuovamente verso Neto. Palla deviata da Boventura, viene a mettere una pezza Santos, che può giocare ovviamente il pallone ancora verso Weber. Lancio in profondità del portiere del CMB, che stavolta si perde oltre la linea di fondo. Torna in campo anche Felipe Mello. Al suo posto si accomoda in panchina Marco Boventura. Eccolo Mello, Rafinha di prima verso Fornari, a sinistra ancora da Rafinha, sovrapposizione di Mello, doppio intervento, la palla rimane lì, attenzione, arriva Fornari, mette una pezza Neto che allontana. Non protesta Felipe Mello, tutto regolare anche secondo lui. Attenzione all'imbucata ancora verso Fornari, preso nuovamente da Neto. Fornari riesce a girarsi, non trova però lo specchio della porta, vorrebbe una deviazione da parte di Neto, che però a giudizio dei direttori di gara non ha toccato la palla, e dunque si riprenderà con questo rinvio dal fondo per Miguel Weber. In profondità c'è Bijak a dare
un riferimento. Il pallone invece va da Santos, poi Neto, ecco il cercare Bijak che però viene anticipato da Paganini. Fornari fermato da Neto, bisogna poi tornare all'indietro. Bastini si impegna, lascia lì la palla, arriva Santos che deve solo mettere in porta, sfrutta l'errore degli avversari e fa 3-0. CMB al 5:28. Bastini ci ha provato a tenere in campo, di fatto però poi ha fatto un regalo ad André Santos che non si è fatto pregare, firmando il tris CMB. Attenzione al tiro di Paganini, arriva la parata di Weber. Avvio migliore credo non si potesse pronosticare in casa lucana, ma la gara è ancora lunghissima, ci sono più di 34 minuti da giocare. Corner per Felipe Melo, arriva la botta al volo di Fornari che si perde alta. Di sicuro però l'inizio è stato da incorniciare, forse uno dei migliori avvii del CMB in questa stagione. Attenzione al lancio di Weber per André Santos, non ci può arrivare in questo caso il numero 10, salito a quota 14 gol in campionato. Secondo miglior marcatore del CMB. Adesso arriva un fallo abbastanza vistoso da parte di Galliani che spinge con entrambe le mani sulla schiena dell'avversario. Punizione già battuta, palla verso Paganini, arriva Felipe Melo, non riesce però a servirlo Paganini che poi deve difendere il pallone dall'attacco di Bijak, finisce per terra. Calcio di punizione, un richiamo anche per Dejan Bijak, l'ultimo avvertimento. Prossima infrazione simile arriverà un cartellino giallo. Punizione intanto per il Petrarca. Felipe Melo sulla palla, carica il mancino, trova la deviazione in barriera proprio di Bijak. Corner per il Petrarca, ci va lo stesso Felipe Melo alla battuta. Si muove Rafinha, la palla invece per Paganini, para con i piedi Weber, poi di testa Santos non riesce a liberare. Attenzione l'1-2, arriva Rafinha che col piatto fa 3-1. Tutto aperto ovviamente qui a Matera, di sicuro non manca lo spettacolo in questi primi minuti. Già 4 reti, siamo al 6° e 15 secondi, arriva il gol di Rafinha per il -2 del Petrarca. Eccolo proprio Rafinha in possesso di palla. Boaventura, attaccato da Pulvirenti, è partito Rafinha, cerca il numero Boaventura, perde però palla a beneficio di Santos che scarica verso Wilde, palla di ritorno, palla liberata, arriva Pulvirenti, respinto il suo tiro. Poi si lotta sul pallone, ne esce bene Boaventura che cerca di allargare, poi l'ultimo a toccare. Si corre da una parte all'altra del campo a ritmi forsennati. CMB che ha avuto l'occasione per fare 4-1. Praticamente dopo 20 secondi da aver subito il primo gol di giornata. Weber verso Wilde che è tornato in campo e l'abbiamo subito notato in zona offensiva. Galliani, lancio in profondità, Santos però veniva incontro, impossibile per lui arrivarci. Non sono passati nemmeno 7 minuti. 3-1 per il CMB. Inizio spettacolare. Lancio in profondità di Mello per Rafinha che chiedeva di aspettare un attimo con questo suggerimento in avanti. Impossibile per lui arrivarci. Wilde cerca il pallone in profondità, tocca solo Rafinha, la rimessa ancora per il numero 13 Galliani con l'esterno da Santos, attaccato da Victor Mello. Palla poi gestita e smistata a sinistra verso Rafinha, 1 contro 1 con Wilde, imbucata verso Fornari che la lascia ancora a Rafinha che fa doppietta e riapre la partita 3-2. Non ci si annoia qui a Matera. Gran combinazione, va detto, quella del Petrarca, perché Fornari ha fatto tutto bene, ha protetto bene la palla e poi ha servito un pallone che Rafinha non poteva sbagliare. 7:21 sul cronometro. L'abbiamo detto sul 3-0, lo ribadiamo adesso. Gara tutt'altro che chiusa, ovviamente sul 3-2 ancora di più e Mister Nitti ne approfitta per fermare il gioco saggiamente, a mio avviso, perché il CMB non stava giocando male, però dal punto di vista psicologico
Due reti in rapida successione possono creare qualche problema, meglio calmare un attimo gli animi, fermare il gioco e ripartire poi con la solita idea. Noi ne approfittiamo intanto per dare un'occhiata a quello che è il programma di questa 19ª giornata, un turno che si è aperto con il 4-2 della meta sul Genova questo pomeriggio, poi 4 gare in contemporanea alle 20, oltre a quella che vi stiamo raccontando, ovvero Pesaro Pescara, Acque Sapone Eboli, Aniene San Giuseppe, Sandro Abate Lido di Ostia. Alle 20:45 invece il posticipo tra Camedossone e Mantova per questo turno infrasettimanale, tutto da seguire in diretta su PMG Sport Futsal. Squadre tornate in campo dopo il timeout chiamato da Mister Nitti. Calcio d'inizio che sarà battuto da Giovanni Pulvirenti. Wilde, Neto, Santos verso Pulvirenti. Neto cerca subito Wilde che lascia scorrere il pallone. Palla controllata da Bastini. Petrarca può gestire ancora la palla. Alba prova il numero, passa in qualche modo su Pulvirenti, poi scarica la palla per Mello. Arriva Boaventura e si impegna Weber che nega il pareggio. Grande intervento da parte del numero 1 del CMB. Resta però in avanti il Petrarca. Palla giocata all'indietro direttamente verso Bastini quando sta per scoccare l'8° minuto di questa gara. Boaventura, Fornari, ancora Boaventura a sinistra verso Alba. Attaccato Fornari, la palla invece finisce dall'altra parte per Boaventura che ha un po' di campo per andare, c'è Neto su di lui. Allora Boaventura preferisce giocarla sulla sinistra. Alba 1 contro 1 ancora con Pulvirenti. Attaccato Alba, deve scaricare verso Victor Mello che va a chiudere verso il secondo palo, non filtra la palla di Fornari che rimane però in controllo. Alba prova la conclusione, respinge Miguel Weber. Pulvirenti riesce anzino a tenerla in campo, questione di centimetri. Si stava aprendo la possibilità di un contropiede molto promettente, però Pulvirenti non è riuscito a tenere la palla in campo. Vorrebbe poi un cambio rapido, ma il Petrarca ha già battuto, quindi bisogna aspettare la prossima situazione di palla inattiva. Attenzione all'imbucata verso Alba, ci mette una pezza Wilde, poi Neto all'indietro verso Weber. Santos, Neto, Wilde. Pallone difficile da controllare per Neto che schizza poi in calcio d'angolo. Corner che sarà battuto proprio da Jader Fornari. Palla diretta verso Alba, la mette giù con la suola. Poi si torna da Mello, palla in profondità, Will anticipa Fornari, può diventare contropiede CMB. Neto attacca centralmente, calcia Neto, pallone deviato in calcio d'angolo. 3 contro 2, portato bene da Neto che poi ha visto aprirsi un varco centrale, non si è tirato indietro. Dello stesso numero 4 del CMB alla battuta del corner, palla verso Wilde. Difficile anche per un fenomeno come lui trovare la coordinazione giusta. Torna in campo Rafinha nel Petrarca, sicuramente il più pimpante dei suoi. 2 le reti del Petrarca, entrambe firmate dal classe 88. Pressione alta del CMB adesso. Mello in profondità. Non c'è però nessuno, c'è solo Miguel Weber che controlla con le mani. Palla verso Bijak. Neto. Sbaglia il passaggio verso Arbonio. Conquista quindi fallo laterale il Petrarca. Palla giocata verso Victor Mello che restituisce a Felipe Mello, poi ancora Victor. Rafinha, palla toccata da Arbonio. Bijak passa in mezzo ad avversari, subisce fallo. È il primo fallo commesso dal Petrarca in questa gara. 10:41 ancora da giocare in questo primo tempo scoppiettante. Punizione battuta da Arbonio verso Neto. Weber centralmente da Wilde che difende la palla, non riesce però poi a tenerla in suo possesso. Alba a sinistra verso Rafinha, 1 contro 1 con Arbonio. Rafinha va da Victor Mello, poi Alba. Felipe Mello con l'esterno. Victor cercava Rafinha che intanto però aveva tagliato dall'altra parte. Palla che si perde dunque in fallo laterale.
Bijak, si muove anche Miguel Weber, Bijak va da Neto, ovviamente l'avanzata di Weber ha indotto la difesa del Petrarca, o meglio la prima linea di pressione, a lasciare un po' più di spazio a Neto, che è stato poi in grado di ricevere. Adesso però Neto deve allontanare la palla, attenzione ad Alba, arriva proprio Neto su di lui. Alba allora deve ritornare verso la metà campo difensiva, chiama palla Rafinha a sinistra, servito subito, non va in 1 contro 1, allora si ricomincia centralmente. Felipe Melo verso Victor Mello, Felipe lascia poi ad Alba, Victor cerca il diagonale, Wilde però ha seguito bene l'avversario. Allora c'è Arbonio verso Neto, che suggerisce di scattare in profondità ad Arbonio. Bijak prova il numero ai danni di Victor Mello, si trascina però fuori il pallone. Siamo entrati nella seconda parte del primo tempo, 10:35 trascorsi, 3-2 per il CMB qui a Matera. Rafinha di prima intenzione trova Fornari 1 contro 1 con Neto, che poi bravo a chiudere il passaggio verso Rafinha. Arriva poi conclusione da parte di Felipe Melo quasi dall'altezza di centrocampo, controllata con lo sguardo da Weber mentre terminava fuori. Rinvio dal fondo per il portiere del CMB, classe 1983. Profondità Arbonio, Wilde però va da Bijak, pressato forte da Fornari. Neto difende la palla di spalle, poi arriva Arbonio a dare una mano, palla che carambola centralmente, arriva la conclusione dalla distanza di Victor Mello, che termina fuori di poco. Sfiora ancora il pareggio il Petrarca. Rimessa dal fondo per Weber, vicino a lui Neto, come accade molto spesso che riceve. Arbonio, filtrante che però diventa preda di Victor Mello, che ha già rimesso in movimento la palla sulla destra. Cerca di accentrarsi Boaventura, fermato in un primo momento da Wilde, che poi riesce anche ad anticipare Victor Mello. È sfortunato poi col pallone che si allarga e quindi il possesso rimane al Petrarca. Ancora imbucata verso Fornari, che stavolta si mette in proprio, calcio di destro, poi se la ritrova tra i piedi e la porta fuori. Palla che è uscita all'altezza del corner, ma ci sarà fallo laterale non rimessa dal fondo, dunque il pallone viene preso da Bijak. Ancora una volta Miguel Weber offre una linea di passaggio in più e viene servito. Palla per Wilde, che si gira col controllo orientato. Arbonio verso il secondo palo. Non era male l'idea, infatti applaude mister Nitti dalla panchina. Forse bisognava temporeggiare qualche istante per permettere a Bijak di andare a chiudere. Si prepara intanto a tornare in campo Pulvirenti. Boaventura, Rafinha, Paganini e poi Boaventura. Fornari riceve. Attenzione ancora Paganini, palla smistata a destra, arriva il tiro di Boaventura, serie di deviazioni, diventa buona la palla per Neto, che deve difenderla dall'attacco di Paganini. Torna direttamente da Weber, lancio in profondità, Wilde però andava incontro alla palla, preda direttamente di Bastini. Paganini verso Rafinha, che la gira bene da Boaventura. Break del Petrarca, Boaventura in diagonale, respinge Bijak. Si va ad accomodare in panchina per un po' di riposo Wilde. Dentro André Santos, autore della terza rete di giornata per il CMB. Corner che sarà battuto ancora da Joder Fornari, come spesso accade quando si attacca dalla destra. Palla indietro per Boaventura, intercettata proprio da Santos, contropiede, accompagna anche Neto. Santos verso il secondo palo, ancora Santos, la mette in porta e viene allontanata. Poi c'è un fallo fischiato, fallo di mano credo, perché era questo che chiedeva il CMB, giallo per Boaventura. Da capire se il gioco si riprenderà col calcio di punizione o con il rinvio. Allora facciamo un po' di chiarezza, è stato assegnato calcio d'angolo, dunque il vantaggio è stato considerato concretizzato col CMB, che ha avuto anche l'occasione. Poi però la palla è stata messa fuori, quindi è arrivato il giallo per Boaventura. Il Petrarca protesta perché voleva la rimessa dal fondo per una ulteriore deviazione da parte di Santos, che adesso con grandissima sportività va a segnalare alla Manuzzi di aver toccato la palla, dunque si riprenderà semplicemente da rimessa dal fondo
Gran gesto di André Santos, va sempre sottolineato perché in gare tese ed equilibrate come questa non è da tutti ammettere di aver toccato il pallone. Un applauso ad André Santos anche da parte nostra. Dunque gioco che riprende, o meglio che è già ripreso, 2-2 il conteggio dei falli, c'è la munizione di Boaventura e adesso c'è la rimessa per il CMB. Eccolo Santos in possesso a sinistra verso Weber, attaccato da Fornari, scarica nuovamente da Santos, centralmente per Galliani, tornato sul rettangolo di gioco, perde palla Galliani, Rafinha la tocca per Boaventura che si accontenta della rimessa laterale. Attenzione a Fornari, parte sulla sinistra, poi però non riesce a sterzare in tempo e quindi c'è rimessa dal fondo per Weber. 7-17 al termine della prima frazione. Neto, Galliani con Rafinha, costretto a ricominciare da Neto. Santos di prima, cercava Pulvirenti, palla che però si è alzata troppo, impossibile per arrivare anche per un giocatore atleticamente molto dotato come Giovanni Pulvirenti. Alba per Victor Mello, Paganini ancora Victor Mello, viene a ricevere palla anche Jader Fornari nella metà campo difensiva. Attenzione poi perché si allaccia un po' con Galliani, fanno giocare gli arbitri. Imbucata proprio per Jader Fornari, sbilanciato regolarmente da Galliani, gli fa perdere la coordinazione giusta e permette poi a Pulvirenti di partire in contropiede. Sbaglia però Pulvirenti, attenzione centralmente alla conclusione col mancino di Victor Mello che viene deviata. Ovviamente anche le dimensioni del campo producono spesso dei contropiedi quando ci sono delle situazioni di trasmissione di palla non perfetta. Rimessa laterale per il Petrarca, palla dentro per il tiro di Paganini, palla che tocca l'esterno della rete senza essere deviata da Miguel Weber. Si riprenderà con il rinvio. Eccolo Weber al rinvio in profondità, non si intende però con André Santos. Anche questa volta André Santos aveva fintato lo scatto in profondità e poi si era proposto centralmente. Alba verso Felipe Melo che scambia con Victor, poi si va da Fornari, attaccato da Neto, numero di Fornari su Neto, prova a passare anche su Galliani, l'ultimo tocco è di Neto a giudizio dell'arbitro. Petrarca che guadagna ancora metri, la battuta ci va Victor Mello. Si muove Alba, la palla invece per Felipe Melo che la mette dentro, trova però ancora la deviazione di Neto. Rimessa nella posizione identica alla precedente, ancora la stessa soluzione, ancora Neto ad opporsi e poi l'ultimo tocco di Weber. Vuole battere rapidamente adesso il Petrarca, al tiro di Alba che coglie in controtempo Weber che però è bravo a respingere ugualmente. Quarta rimessa laterale di fila in zona offensiva per la formazione ospite. Attenzione ad Alba che ha spazio, calcia con la punta, poi se la ritrova lì, trova anche la faccia di Victor Mello con la palla che poi termina tra le mani di Miguel Weber. André Santos, Neto, Galliani di prima sulla corsa di Santos, esce prima Bastini fuori dalla sua area di rigore e spazza via, mentre adesso arriva il cambio in casa CMB. Rivediamo in campo finalmente Isidoro Garrido, alle prese con tanti problemi fisici in queste settimane. Sicuramente un uomo in più a disposizione di Nitti, tanta qualità ed esperienza. Attenzione a Neto che prova a sorprendere Bastini dalla sua metà campo, palla che si perde però alta. CMB che recupera Neto, pardon, che recupera Isidoro, non può ancora contare su Well e Ramon, anche oggi in tribuna per problemi fisici. Palla portata da Felipe Mello. Alba, Victor Mello per Felipe, scambiano ancora i due, poi palla allargata a destra verso Fornari. Alba, Fornari cerca di chiudere 1-2, ci mette però la testa Neto. Isidoro per André Santos, para a terra Bastini. Torna in avanti però il CMB con questo fallo laterale affidato proprio a Isidoro.
Attenzione a Neto, la palla invece dentro per Santos, respinta, parte in contropiede il Petrarca, palla scaricata verso Felipe Melo, palla arretrata per Fornari, sfuma una clamorosa occasione, poi però palla ancora dentro per Fornari, esce alla fine palla al piede Santos che subisce fallo da Victor Mello. Calcio di punizione, fallo numero 3 commesso dal Petrarca. Non la prende bene la panchina degli ospiti, mentre è proprio André Santos che lascia il posto a Pulvirenti. Isidoro verso Wilde, Pulvirenti torna ancora da Wilde, Neto, Isidoro si rifugia ancora da Neto che col mancino serve Pulvirenti. Isidoro ancora Neto, stavolta si va a destra da Wilde, prova il numero Wilde su Alba, cerca di passare, Alba fa valere il fisico in questa situazione. Wilde voleva una infrazione, tornato in campo anche Andrea Vitale nel Petrarca. La rimessa è per il CMB in zona offensiva. Isidoro alla battuta, all'indietro da Weber che finta il tiro, scarica per Neto che ha spazio, sterzata di Neto, può andare a calciare, alza il pallonetto, palla alta. Rinvio per Bastini, 4:19 all'intervallo. Rafinha, Vitale verso Victor Mello, poi Rafinha, Felipe Mello cerca in diagonale, Rafinha che controlla solo in un primo momento, poi se la tocca una volta in più e la palla termina fuori. E fallo laterale a disposizione di Neto. Dunque Petrarca che può far salire ancora la linea di pressione, infatti è quello che accade. Weber, profondità c'è Wilde, lo cerca sulla sinistra, poi Wilde finisce per terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Gioco che è ripreso mentre Wilde si stava risistemando i calzettoni. Si va a sinistra da Rafinha, punta Neto, cerca di accentrarsi, poi scarica ancora verso Felipe Mello. Vitale torna da Felipe, Rafinha non passa su Neto che però l'ultimo a toccare. Ancora Petrarca in possesso del pallone, Boventura verso Victor Mello, a sinistra come al solito trova Rafinha, prova ad autolanciarsi, Weber copre la traiettoria del pallone fin quando non termina in rimessa dal fondo. 3:26 da giocare. Bijak centralmente si appoggia da Neto, c'è Wilde in area di rigore, eccolo servito, ancora Bijak, Wilde, Neto è partito, Bijak lo va a cercare Neto, Bijak la controlla, costretto poi ad allargarsi, chiama in cosa Pulvirenti, Pulvirenti da Neto, Bijak cerca spazio centralmente, lo scarico verso Pulvirenti, si torna da Neto, Wilde prova l'anticipo, Boventura, palla però termina fuori. Iniziati gli ultimi 3 minuti effettivi del primo tempo, scambiano Wilde e Pulvirenti, poi Bijak non riesce ad arrivare su questo pallone, Pulvirenti se lo va a riprendere, diventa buono per Bijak, Pulvirenti punta alla porta e in diagonale trova il 4-2, la mette anche Giovanni Pulvirenti. CMB al 17° minuto e 12 secondi. Un gol che dà maggior sicurezza ovviamente alla squadra di casa, che dopo aver subito la doppietta di Rafinha torna a segnare dopo 12 minuti. 4-2 vantaggio, ovviamente non ci si può cullare, la gara è ancora lunga e il Petrarca è una squadra di assoluta qualità. Fornari finisce per terra, poi si rialza, tutto regolare. Rafinha verso Boventura, 2 minuti e mezzo all'intervallo intanto. Neto tocca la palla, arriva anche Bijak, il rimpallo però favorisce Boventura. Ancora Boventura in possesso, Rafinha cerca il filtrante, letto però da Wilde. Bijak in qualche modo cercava di portarsela avanti, pallone invece per Rafinha che scarica verso Fornari.
che però non può arrivare su questo pallone. Cercavano una combinazione simile al gol numero 2. Stavolta però è stato impreciso il suggerimento verso il pivot mancino. Fallo laterale battuto da Wilde verso Neto. A destra c'è Weber. Entra nella metà campo offensiva, carica il destro in diagonale. Poteva trasformarsi in qualcosa di interessante. Non ci è arrivato però né Pulvirenti né Wilde. Siamo già nell'altra metà campo. Rafinha verso Fornari, palla intercettata, scivola Wilde ma c'è Galliani, 3 contro 2, Galliani per Neto, all'indietro verso Bijak, provvidenziale la scivolata di Paganini che mette fuori. Rimessa laterale CMB, 1:54 da giocare. Wilde per Neto, che torna da Wilde. Vediamo se cerca spazio per il tiro. Paganini lo ferma bene. Ancora Wilde alla battuta verso Bijak, limite dell'area di rigore. Palla che non filtra, ma rimane a disposizione dei padroni di casa. Ancora Wilde, calcia di sinistro di prima. Palla intercettata. Ancora Bijak. Cerca il numero, non passa però su due avversari. Attenzione a Fornari che cerca spazio per il tiro. Neto, come al solito, con grande anticipo, legge le intenzioni dell'avversario. Poi Wilde calcia addosso a Fornari, ma per l'arbitro è stato lui l'ultimo a toccare. Sicuramente è posizionato meglio di noi. 1:30 intanto ancora sul cronometro del primo tempo. Fornari subisce fallo da Bijak. Arriva per lui anche un ultimo avvertimento. Quarto fallo commesso, anzi terzo fallo commesso dal CMB. Con 1:22 ancora sul cronometro. Ultimo avvertimento per Bijak, che poi si chiarisce con Fornari. Lunga rincorsa per Boventura, che poi prova il tiro verso la porta, lo aspetta lì Miguel Weber. Partono Galliani e Bijak. Pallone viene poi alzato verso la zona occupata da Galliani. C'è calcio d'angolo, giusta chiamata da parte di Minichini, perché Rafinha involontariamente di testa ha deviato il pallone. Calcio d'angolo dunque per il CMB, che guadagna ancora una volta tanti metri con i rinvii di Miguel Weber. Wilde la battuta. Palla alzata per Neto che carica il mancino. Termina alto il suo tiro. Rinvio per Bastini. Victor Mello verso Alba. Si accentra Alba, poi allarga per Rafinha. Fornari attaccato ancora da Neto, che sradica letteralmente il pallone dai piedi dell'avversario. Poi vorrebbe un fallo, non viene però fischiata l'infrazione da parte dell'arbitro. Allora c'è Weber in possesso, rischia di infrangere i 4 secondi, scarica in extremis su Galliani, che poi trova la deviazione di Rafinha. 46 secondi all'intervallo. Neto per Weber, che si allarga alla sua sinistra. Palla poi alzata un po' alla cieca, per lo stesso motivo precedente, ovvero quello di non infrangere i 4 secondi a disposizione del portiere quando gioca la palla nella sua metà campo. Attenzione all'imbucata per Fornari. Difende la palla, scarica per Rafinha che non controlla bene. Arriva Victor Mello che spacca il palo. Botta terrificante da parte di Victor Mello. Ci ha pensato il montante a salvare Weber in questa situazione. 29 secondi alla sirena di metà gara. Pulvirenti alla battuta, si avvicina Neto, si è allargato come al solito Weber. Lancio in profondità per Wilde che la controlla, poi non riesce però a distendersi. Bastini può dare il via a una delle ultime azioni, se non l'ultima del primo tempo. Alba. Fornari riceve, la restituisce ad Alba, poi Mello, Fornari a sinistra per Rafinha. 10 secondi, suolata ancora per favorire il tiro di Fornari, deviato, palla che finisce in calcio d'angolo. 6 secondi e mezzo a disposizione del Petrarca. Rafinha chiama la giocata. Poi lascia invece la battuta a Fornari, che prova la puntata verso Weber, che ha forse 4 secondi per provarci. Wilde deve provare a calciare, allarga verso Pulvirenti. C'è Rafinha che controlla, arriva il suono della sirena,
finisce un bellissimo primo tempo con il CMB avanti 4-2 grazie alla doppietta di Will delle reti di Santos e Pulvirenti. Per il Petrarca a segno 2 volte Rafinha. Ci prendiamo anche noi una pausa, ci risentiamo tra 10 minuti circa per il racconto della ripresa. Nuovamente collegati con il Palasport Viale dei Sanniti di Matera, tra poco il secondo tempo del match tra Senior Prestito CMB Matera e Sien Bios Petrarca Padova. Si riparte dal 4-2 della prima frazione grazie alle reti di Wilde, doppietta per lui in avvio, poi Santos, doppietta di Rafinha nel Petrarca e 4-2 momentaneo siglato da Giovanni Pulvirenti, un match che oltre a 6 reti ci ha regalato davvero tante occasioni da gol. Nel finale di primo tempo anche un palo colpito da Victor Mello. Si preannunciano ovviamente 20 minuti, quelli della ripresa, tutti da vivere, quasi tutto pronto qui a Matera per l'inizio della seconda parte di gara. CMB che si schiererà con Weber, Pulvirenti, Wilde, Neto e Gagliani in avvio di ripresa. Dall'altra parte invece Bastini, Victor e Felipe Mello, Fornari e Rafinha. Quasi tutto pronto, la terza squadra in campo, quella arbitrale composta da Lamanuzzi di Molfetta, Minichini di Ercolano e De Candia di Molfetta al crono. Sceno d'intesa, pallone sistemato a centrocampo e si può ricominciare. Altri 20 minuti effettivi tutti da vivere. Fornari, Rafinha e poi Victor Mello, palla verso Felipe Mello, attaccato dall'altro numero 5, poi lancio in profondità sulla corsa di Rafinha che la controlla anche bene. C'è stato poi il tocco di Neto ed è quindi calcio d'angolo in favore del Petrarca. Rafinha la battuta. Palla per il sinistro di Victor Mello, respinge Weber, poi manca il tiro. Fornari, la palla viene allontanata. Primo pericolo per la porta di Weber, lancio di Bastini, poi controllato con maggior semplicità dal portiere ex Pesaro. Wilde attaccato alle spalle da Rafinha. Passa in mezzo a due, allarga la gamba Victor Mello, arriva il fischio da parte dell'arbitro, calcio di punizione in favore del CMB. CMB che i più attenti avranno notato non ha mandato in campo Capitan Cesaroni praticamente nella stragrande maggioranza del tempo, perché ci segnalano dallo staff lucano alle prese con un problema alla schiena, accusato durante il ritiro con la nazionale, che sta costringendo fino a questo momento a Cesaroni a limitare il suo minutaggio. Ovviamente è un problema in più per mister Nitti, che abbiamo detto deve rinunciare ancora ai lungodeggenti Well e Ramon. Perdere anche Cesaroni sarebbe un colpo importante. Lo vediamo al momento seduto in panchina, non ha indossato ancora la tuta, segnale che potrebbe comunque tornare in campo. Ovviamente ce lo auguriamo, sia per lo spettacolo sia perché il CMB perderebbe un pezzo importante della sua rotazione. Ma per il momento torniamo in cronaca con questa punizione di Neto verso Gagliani, che col mancino mette fuori. 43 secondi trascorsi in questo secondo tempo, sempre 4-2 il punteggio. Rafinha, Mello centralmente, Neto con grande esperienza e sangue freddo fa scorrere il pallone verso Miguel Weber, rinvio per il CMB in profondità, salta Victor Mello che però non tocca la palla. Rimessa dal fondo, Bastini a sinistra da Rafinha, chiedono 1-2 a Felipe Mello, poi va a imbucare verso Fornari che si gira, se la sposta sul mancino. Neto però ne ha capito le intenzioni. Ancora Victor Mello, imbucata di prima, intercettata da Gagliani. Bastini si accontenta del rinvio dal fondo, c'è vicino a lui Felipe Mello che riceve. Rafinha, ancora Mello per Felipe Mello. Victor, Rafinha viene a prendere la palla stavolta nel cerchio di centrocampo, ancora Victor Mello per Fornari, non lo fa girare Neto, deve uscire fuori dall'area di rigore Bastini, intercetta per un attimo Wilde, poi forse chiede un po' troppo Victor Mello a Fornari che non può chiudere lo scambio. Allora il CMB può riorganizzarsi con Neto che parte senza guardare l'avversario, o meglio senza guardare il compagno che deposita di fatto la palla fuori. Poi forse un po' di fretta anche per Weber che poteva controllare il pallone con le mani, è andato a spazzare via. Rimessa già battuta, Rafinha
per Fornari, ancora sul mancino, ancora una deviazione di Neto. Calcio d'angolo per il Petrarca, ci va Rafinha alla battuta. Anzi, palla poi viene lasciata a Felipe Melo che cerca Victor Melo, imbucata per Fornari, arriva Rafinha, palla fuori di pochissimo. Ancora una volta Fornari, assist man per Rafinha, come in occasione dei 2 gol. Attenzione a Galliani che la prova a mettere dentro con il piede con cui ha minor confidenza, ovvero il destro. Palla si perde in rimessa laterale, c'è una comunque d'intesa con Pulvirenti. Palla che viene recuperata dalle tribune semivuote del Palasport di Matera. Si può ricominciare. Rafinha alza la palla ancora per Fornari che va a tirare. Weber non riesce a salvare il calcio d'angolo. Ancora una volta Neto ad opporsi alla conclusione di Fornari. E palla in calcio d'angolo. Palla verso Felipe Melo. Palla al lato. Sono davvero tanti mancini a disposizione di Giampaolo. Ce ne sono 3 in campo adesso. Oltre a Fornari anche Victor e Felipe Melo. Neto, Pulvirenti. All'indietro per Neto che non riesce a controllare, ancora calcio d'angolo, vuole battere rapidamente Rafinha. Arriva il tiro, il palo ancora di Felipe Melo. Palo interno, colpito dal numero 5. Poi c'è stata anche una deviazione che ha mandato la palla in calcio d'angolo. Attenzione, si muove Victor Melo, calcia in diagonale, respinge Pulvirenti. Ha iniziato meglio sicuramente il Petrarca, ma si resta sempre con 2 gol a separare le 2 squadre. Victor Melo, Rafinha chiede l'1-2 a Felipe Melo. Trattenuta di Bijak ai danni di Rafinha. E arriva il cartellino giallo che la Manuzzi aveva preannunciato a Bijak in caso di nuova infrazione. Nel primo tempo non gli aveva sventolato il cartellino in faccia, adesso è arrivato invece il provvedimento disciplinare. Primo fallo del CMB nel secondo tempo. 1-1 il conteggio delle infrazioni, 2:30 sul cronometro. Victor Melo prova la battuta verso la porta, respinge Bijak in barriera. Rimessa laterale ancora per il Petrarca. Felipe Melo cerca Fornari, attaccato da Neto, tocca la palla a Bijak, lottano poi sul pallone, non si concretizza il vantaggio e viene fischiato il calcio di punizione precedente per il fallo subito proprio da Bijak. Wilde la battuta, Neto suggerisce di andare da Weber, infatti è la scelta più giusta. Ancora Neto, Bijak anticipato da Victor Melo, l'ultimo tocco è stato anche di Bijak. E quindi c'è la rimessa per il Petrarca. Arriva prima però una protesta si è data sul nascere da parte di Lamanuzzi, protesta proveniente dalla panchina del Petrarca con un membro dello staff. E allora il gioco può riprendere adesso. Victor Melo, Rafinha, Alba per Boaventura, attaccato da Pulvirenti alle spalle. Boaventura riesce ad andare da Rafinha centralmente, la palla però diventa buona per Bijak. Finta anche il tiro, poi si affida a Neto. Wilde sulla sinistra, prova a portarsela sul mancino, scivolata di Victor Melo che prende la palla, permette a Rafinha di ripartire in contropiede. Neto però non si fa superare, la palla diventa buona nuovamente per Wilde. Ha spazio anche per il destro, va ad incrociare, deviazione, calcio d'angolo. Torna in campo André Santos nel CMB. Gli lascia spazio Pulvirenti, angolo che sarà battuto invece da Neto. Palla alzata per Wilde, carica il destro, c'è stata ancora una deviazione. Si prende la responsabilità la Manuzzi, si era sentito anche il tocco onestamente, quindi buona la chiamata dell'arbitro. Si resta dunque in questa situazione con Neto la battuta del calcio d'angolo. Soluzione ancora per Wilde che stavolta va col mancino, non crea problemi a Bastini. Boaventura verso Victor Melo, ancora Victor Melo,
Si muove Alba in profondità. Victor Mello invece torna da Rafinha, che alza a sua volta per Alba. Controllo di petto. Victor Mello sulla corsa di Rafinha. C'è però Weber che al limite dell'area di rigore può tranquillamente controllare la palla con le mani. Lancio per Santos, disturbato al punto giusto da Alba. Non riesce a controllare l'argentino. Victor Mello in profondità, trova Rafinha, sta arrivando a destra Boventura. L'ha visto Alba che non riesce a chiudere. Complice l'ottima lettura ancora una volta da parte di Neto, che voleva anche la rimessa laterale. Non è così però, almeno a giudizio del direttore di gara. Alba la battuta, si muovono i tiratori, la palla è verso Rafinha che alza il pallonetto. Trova però l'opposizione di Weber, palla ancora alzata, stavolta per il sinistro di Victor Mello. Difficile trovare la coordinazione giusta, ci prova comunque, anche perché in quella situazione controllare la palla poi può trasformarsi in un rischio, concedendo agli avversari un eventuale contropiede. Si riparte con il rinvio per Miguel Weber. Palla in profondità verso Wilde, controlla, la tiene in campo, riesce anche a tornare all'indietro verso Dejan Bisiak. Neto centralmente verso Santos, Bastini chiama la palla, poi si accorge che non è prezzato e allora va a controllare nell'area di rigore con le mani. Ancora Victor Mello, Rafinha, partito Boventura, servito, ma c'è ancora la copertura di Neto. Si chiariscono intanto Wilde e Bijak sul ripiegamento difensivo. Paganini centralmente colpisce Boventura, poi Bijak lotta con Felipe Mello, l'ultimo tocco è del giocatore del CMB. Paganini, Felipe Mello, parte Boventura che però poi stava facendo il contromovimento, non se ne è accorto il suo compagno. Palla che si perde oltre la linea laterale. Santos alla battuta, Neto, Wilde in profondità sulla corsa di Neto, ha capito tutto Bastini che poi va a commettere fallo su Santos. Arriva il cartellino giallo per il portiere del Petrarca che si era allungato la palla, è andato a commettere fallo su André Santos. Terza infrazione Petrarca, attenzione a questo dato perché mancano ancora 15 e 22 alla fine e ci sono solo 2 falli da spendere ancora per la formazione ospite. Palla per Neto che lascia poi l'incombenza ad André Santos. Santos torna da Neto, si allarga Weber ma la palla è verso Wilde, lancio poi di Neto, non ci arriva André Santos, Bastini fa ripartire Boventura. Felipe Mello, ancora Boventura, rischia, infatti perde la palla, Santos può calciare verso la porta, deviazione determinante di Felipe Mello. Ancora una volta Wilde era riuscito quasi dal nulla a costruire un'azione da gol. Ed eccolo alla battuta, è partito Bijak, controlla la palla, rinuncia al tiro ovviamente perché era fuori equilibrio, poi Neto all'indietro verso Miguel Weber. Ancora per Neto, Wilde è anticipato da Paganini, Neto tocca la palla, Felipe Mello si tiene il fallo laterale. Boventura, Paganini, a destra c'è Felipe Mello, poi Alba. Boventura, un po' di campo, carica infatti il destro in 2 tempi, Weber con un brivido. Neto, partito Bijak, palla col contagiri sulla corsa, esce Bastini fuori dall'area di rigore, al limite del gioco pericoloso. Azione che però riparte dall'altra parte. Santos però è bravissimo a fermare Alba e poi saggiamente ricomincia mettendo il pallone a disposizione di Neto. È partito Bijak ancora alle spalle della difesa, difende la palla, poi l'appoggia ad André Santos che ha spazio per il tiro, forse poteva anche guadagnare qualche altro metro perché l'avversario era scivolato. 6 minuti trascorsi, sempre 4-2 il punteggio. Felipe Mello, Victor Mello verso Felipe, Paganini. Victor Mello stavolta sbaglia la misura del passaggio, complice anche una buona pressione del CMB. Bisogna affrettare i tempi e capita anche di sbagliare quando si è pressati in questa maniera.
6 minuti e 11 trascorsi. Rimessa laterale per Neto. Si fa vedere anche Weber, che infatti è il destinatario del passaggio. Weber torna da Neto. Non può andare dal suo portiere perché nel frattempo era tornato nella metà campo difensiva e dunque Neto prova questo lancio alto che però si perde oltre le balaustre del Palasport di Matera. Rimessa laterale battuta. Scatta in avanti Victor Mello, il pallone è per Fornari. Rafinha. Felipe Mello. Victor Mello e poi ancora Rafinha. Chiede l'1-2. Palla che rimane in campo, attenzione a Rafinha, dentro per Fornari, respinta di Neto. Chiedono il tocco con le mani i giocatori del Petrarca. Neto però non ha fatto nulla per aumentare il volume del corpo. Ovviamente in presa diretta è sempre complicato commentare. Attenzione al tiro di Felipe Melo che si perde alto sopra la traversa. Rinvio per Miguel Weber. Santos. Neto. Pulvirenti. A sinistra c'è Galliani. Pulvirenti sceglie invece passaggio verso Santos che si porta la palla oltre il fallo laterale. Palla giocata verso Felipe Mello. Fornari. Cerca il numero su Neto. Fischio da parte dell'arbitro. Era sembrato sul pallone l'intervento di Neto che aveva sì sbilanciato l'avversario, ma colpendo il pallone. Calcio di punizione fischiato in favore del Petrarca. Torna in campo Wilde. Sulla palla Victor e Felipe Mello. Vediamo quale soluzione scelgono. Felipe Mello va in porta, colpisce Weber in faccia e rimane per terra poi il portiere del CMB. Pallonata sicuramente dolorosa. Attenzione adesso però perché in caso di intervento, come avviene, Weber sarà costretto poi a lasciare almeno momentaneamente il campo. Una delle novità regolamentari di quest'anno. Dunque si prepara Nucera a sostituire almeno per qualche secondo il portiere titolare. Si asciuga intanto anche il parquet a Matera, infatti Weber lentamente va in postazione sostituzioni. Sul campo ci va Nucera, con ogni probabilità poi alla prima occasione utile con la palla fuori Miguel Weber tornerà tra i pali. Abbastanza vistosa la pallonata presa al volto. Attenzione al tiro di Boaventura e Nucera si fa subito trovare pronto con questa grande parata a freddo. Non era assolutamente facile. Sicuramente un ottimo approccio alla gara. Attenzione ancora Boaventura che ci riprova e adesso la palla è fuori. Nucera può tornare in panchina tra gli applausi dei componenti dello staff e i suoi compagni, perché sicuramente tecnicamente è stato perfetto. Attenzione al lancio di Weber per Pulvirenti che prova il numero, c'è Vitale però che conquista il pallone e poi Santos la mette fuori. Rafinha. Victor Mello per ancora Rafinha. Non c'è la linea centrale per servire Fornari. Victor Mello sbaglia stavolta il passaggio non intendendosi con Vitale, dunque il pallone termina fuori. Santos all'indietro per Neto. Pronto a tornare nuovamente in campo Wilde, vicino a lui anche Arvonio. Weber rischia adesso, trova comunque la palla verso Neto che se la alza la va a calciare in profondità direttamente però tra le mani di Bastini.
Victor Mello. Fornari attaccato da Santos, tutto regolare, si può continuare, Santos può portare la palla in area di rigore, perde il rimpallo, attenzione a Neto, Pulvirenti prova la puntata verso la porta, sfera che poi rimane in gioco, Pulvirenti la gioca all'indietro, Galliani per Neto che alleggerisce verso Weber, Weber per Galliani, Neto, scivola Pulvirenti, la palla è comunque sulla corsa di Galliani, c'è però in vantaggio Bastini. Rimessa laterale in favore del Petrarca. Vitale. Victor Bello. Porta la palla, poi la affida a Vitale. Ancora Victor Mello, all'indietro per Bastini. Lancio in profondità col mancino. Palla che si perde direttamente sul fondo. Rinvio di Miguel Weber. Andrà a cercare, se ho ben capito, Wilde. Palla infatti è per lui. Ha capito però le intenzioni del portiere anche Victor Mello. Attenzione a Fornari. Controllo non perfetto. Rimane in controllo. Poi va a sbattere ancora una volta sul muro. Chiamato Neto. Rafinha cerca di passare su Arvonio. L'ultimo tocco è ancora di Neto, che intanto era andato a coprire anche dall'altra parte. Rimessa, anzi calcio d'angolo per il Petrarca. C'è Victor Mello lontano. Imbucata verso Fornari che si gira, trova una deviazione e trova il 4-3. Torna a -1 il Petrarca. Gol che assegniamo a Fornari, anche se è stata una deviazione abbastanza importante, che è arrivata però in una selva di gambe. Difficile attribuire il tocco e dunque 4-3 quel che più conta è il parziale. Petrarca che si riporta un gol di distanza. (11:15) da giocare. Squadre che adesso, anche un po' per una questione fisiologica, hanno allentato il ritmo, che era stato forsennato per tutto il primo tempo. Anche la ripresa si era aperta ad alta intensità. Arvonio perde palla, Rafinha può puntare la porta, la mette dentro per Fornari che calcia alto. Se l'è trovata un po' indietro. Successo anche nel primo tempo che il Petrarca non ha sfruttato un 2 contro 1 per una palla giocata in maniera imprecisa verso Fornari. Si resta dunque sul 4-3. Bijak. Neto. Wilde. Cambia tutto, va da Arvonio. Neto. Ancora Wilde. Trova Bijak in profondità. Non passa però il numero 21, Rafinha. Scarico verso Victor Mello. Poi c'è Boaventura, ancora Victor Mello, la palla invece per Rafinha sulla corsa, sua volta di Victor Mello che aveva girato di prima a memoria da Fornari, palla ancora una volta intercettata. Si scalda intanto Isidoro che abbiamo detto torna dopo tanti problemi fisici, non è ovviamente al top della forma, ha giocato 3-4 minuti nel primo tempo. Potrebbe accadere lo stesso nella ripresa. Bijak intercetta intanto il passaggio di Victor Mello. Eccolo infatti Isidoro che si approccia alla zona prestabilita per effettuare il cambio. Vediamo chi gli lascerà il posto. Attenzione intanto a Fornari, attaccato come al solito da Neto che lo chiude nuovamente. Rimessa laterale per il Petrarca con Boaventura sul pallone. Si muove Victor Mello che va a calciare come al solito di prima intenzione. Difficile far filtrare la palla, infatti trova la deviazione. Nuovamente Mello l'ha battuta. Palla alzata per il sinistro di Alba, Weber e poi la traversa, negano il pareggio. Prova a ripartire Arvonio che vince 2 rimpalli, non il terzo. Poi però la palla non arriva a Victor Mello, ha rischiato ancora il CMB. Ci ha pensato Miguel Weber a metterci una pezza dentro Isidoro che smista la palla verso Wilde che trova la deviazione di Victor Mello, pardon. Isidoro. Neto cerca la giocata su Boaventura che poi sbraccia troppo e si prende il cartellino giallo. E attenzione perché Boaventura era già ammonito, arriva quindi l'espulsione
momento che può decidere la gara, perché c'è il rosso ai danni di Boaventura, che era uno dei due ammoniti in campo oltre al suo portiere Bastini, e dunque espulsione e superiorità numerica per il CBB quando siamo al minuto numero 9,53. 2 minuti di superiorità per il CBB che ovviamente si interromperanno qualora la squadra di Nitti trovi il gol numero 5. Wilde e Neto, occasione importante per il CBB di riportarsi su +2. Santos sbaglia però il controllo, la palla filtra, o meglio scivola in rimessa dal fondo. Bastini andrà sicuramente a cercare Alba in profondità, infatti è così. Alba però non tiene il pallone, deve tornare a difendere la sua area di rigore. Chissà che non possa essere utilizzato Fornari come riferimento offensivo qualora il Petrarca riesca a effettuare il cambio. Neto, Santos di prima, dentro per Bijak, palla intercettata ancora Santos, ancora Bijak, alla fine calcia Santos nella mischia, se la ritrova in mano Bastini. Santos di testa per Wilde, attenzione che può essere 4 contro 2 addirittura. Wilde e Bijak sul secondo palo, non trova la misura, complice anche una deviazione. Trascorsi circa 40 secondi con l'uomo in più per il CMB. Wilde, Neto, Wilde e ancora Neto. C'è Santos a destra, la palla è diretta verso di lui, ancora Neto, può calciare da lì, preferisce andare da Wilde, incrocia col mancino, non arriva la chiusura di Santos, ma c'è stato un tocco. C'è quindi corner. Ancora 1 minuto e 10 da giocare, 5 contro 4 per i padroni di casa. Santos, Neto, chiede anche l'intervento di Weber che ovviamente non è pressato. Neto all'indietro per Wilde, utilizzato Weber per liberarsi dalla pressione. Attenzione a Wilde, vuole fare tutto da solo, calcia verso il secondo palo e poi Santos da pochi passi approfitta dell'assist di Bijak e la mette dentro per il 5-3. Doppietta anche per Santos. Minuto 10:56. 5-3 CMB che torna sul +2. Rafinha. Tornata ovviamente la parità numerica in campo. Fornari non riesce a tenere questo pallone. Isidoro si avvicina a Weber, ne approfitta e lo serve Isidoro. Weber per Wilde, prova a saltare Fornari, non c'è fallo. Rafinha per Fornari che a campo la mette dentro, arriva l'ottima chiusura di Isidoro. 8:46 allo scadere. Rafinha per Fornari che non può andare alla battuta diretta, la mette sul secondo palo, c'è però Neto. Wilde prova a partire in contropiede. Felipe Victor Melo voleva l'ultima deviazione dell'avversario, non è così. Bisogna, credo, prima asciugare il parquet. L'arbitro segnala a Wilde, o meglio dice a Wilde che deve essere lui a decidere quando si asciuga il parquet o meno. Squadre possono approfittare anche per rifiatare in questo momento. Gara tanto dispendiosa che arriva 3 giorni dopo un altro turno di campionato e sabato prossimo ce n'è un altro ancora. CMB che tornerà al nord, stavolta per affrontare il Mantova. Impegnativo anche logisticamente questo trittico di gare per il CMB che intanto torna in possesso della palla perché Fornari sportivamente la calcia sul fondo. Weber in profondità trova Wilde, all'indietro per Bijak, palla che però non arriva a destinazione. Alba a cercare Mello, c'è ancora una volta l'opposizione di Neto, poi Fornari non può controllare questa palla, cambia ancora nel CMB, torna in campo Giovanni Pulvirenti, anche lui a segno
in questa gara. Rinvio per Weber. Isidoro, parte Pulvirenti, la palla invece diretta a Wilde. Si torna da Isidoro, Neto. Pulvirenti, palla intercettata da Fornari, calcio di prima Felipe Melo, ancora Felipe Melo in possesso per Victor Bello, finta e non calcia nessuno in porta e sfuma una grande occasione per il Petrarca. Wilde vuole battere subito e poi arriva un clamoroso autogol, un malinteso incredibile, riporta il punteggio sul 5-4. È già successo qui a Matera, l'altra volta era stato Neto protagonista, stavolta Pulvirenti. 5-4 dunque. Attenzione ancora al Petrarca, ovviamente rinvigorito, arriva al tiro dalla distanza ancora una volta di Felipe Melo. 12:10 sul cronometro della ripresa, momento dell'autorete di Pulvirenti. Attenzione adesso ancora Fornari, tiro, respinge Neto, bisogna subito riorganizzarsi, tenere i nervi saldi in questa situazione. 5-4 dunque. Attenzione ancora Victor Melo, Fornari difende la palla, va col tacco in porta, poi a palla ancora per Fornari che calcia alto. Deviazione vista dall'arbitro e nuovamente richiesta di intervento dello spazzolone per asciugare il parquet. (7:36) allo scadere di questa partita, tutto ancora da vivere ovviamente questo match, soprattutto adesso che è tornato un solo gol di differenza tra le due squadre. Parquet che viene asciugato con cura e poi ci sarà il corner in favore del Petrarca, detto dell'impegno del CMB a Mantova. Il Petrarca invece ospiterà l'Ital Service Pesaro, Pesaro che poi sarà l'avversario del CMB nel prossimo match casalingo, prossimo 19 febbraio, sempre qui a Matera, sempre qui in diretta ovviamente come tutte le gare della Serie A su PMG Sport Futsal. Si può tornare a giocare tra qualche istante, corner affidato a Rafinha. Rafinha poi mette la palla in fallo laterale su indicazione di Victor Melo, che si lamenta ancora con l'arbitro per l'aderenza, o meglio la mancata aderenza. Ci si lamenta perché quella porzione di campo è ritenuta ancora scivolosa. Il gioco fermo da più di 2 minuti, adesso arriva anche Weber ad asciugare. Ha detto lo spazzolone che non è stato autorizzato ad entrare, dunque non può fare il suo ingresso. Vediamo se Weber è riuscito ad asciugare il parquet. Neto restituisce il calcio d'angolo al Petrarca che aveva messo la palla fuori, dunque il gioco speriamo adesso possa finalmente riprendere. Rafinha alza la palla per Felipe Melo che se la porta avanti, cerca poi la conclusione da zona impossibile, non c'era praticamente spazio per inquadrare lo specchio. Rinvio dal fondo Miguel Weber, 7:31 da giocare, lancio profondissimo intercettato col petto da Paganini, palla però poi termina oltre la linea laterale. Neto per Isidoro, Neto guadagna metri Isidoro, poi Pulvirenti, torna da Neto, la lascia ad André Santos, poi Neto non riesce a sfruttare la sovrapposizione del compagno. Isidoro
Imbucata centrale per Santos che subisce fallo da Paganini. Cenno d'intesa. Paganini Lamanuzzi e attenzione perché questo fallo commesso da Paganini è anche il quinto, dunque bonus fallo esaurito con 7-12 da giocare, può essere un fattore perché adesso il Petrarca non può più rischiare di commettere fallo, quindi potrebbe cambiare anche l'atteggiamento in fase difensiva e per il CMV ci sarebbe poi l'opportunità del tiro libero in caso di fallo ulteriore. Weber calcia intanto sul fondo. 7 minuti e 5 allo scadere, tantissimo ancora da vivere. Fornari di prima sulla corsa di Rafinha che la tiene anche in campo, arriva l'ottima copertura di Isidoro, Pulvirenti calcia in profondità, non c'è deviazione, palla già portata dall'altra parte, Pulvirenti ruba il pallone, prova a partire, fermato da Paganini. Neto verso André Santos, nuovamente Neto, c'è poi Isidoro sulla destra, si torna da Neto, Santos, Pulvirenti, Isidoro, Pulvirenti torna dal numero 2 che lascia però, o meglio, lancia il pallone in profondità colpendolo male e c'è quindi fallo laterale. Rafinha la battuta. Felipe Melo, nuovamente per Rafinha che prova a mettersi in proprio. Giovanni Pulvirenti però difende bene la palla che non esce dal campo ma diventa comunque facile preda di Miguel Weber. Lancio in profondità verso Pulvirenti che cerca di andare alle spalle di Bastini che forse non si era accorto di essere in area di rigore per non rischiare la messa fuori di testa. Pronto nuovamente Bijak a lasciare spazio, dovrebbe essere Isidoro che però vuole giocare ancora un possesso. Neto verso Pulvirenti quando si entra al minuto numero 14 del match. Pulvirenti ancora in profondità, più per liberarsi dalla palla che per cercare un compagno. Alba la battuta del fallo laterale, palla all'indietro verso Bastini. 6 minuti esatti allo scadere. Paganini, Alba a destra per Victor Melo. Felipe Melo torna da Victor, poi Paganini, pallone un po' strano, calciato forse anche con la punta, su cui Felipe Melo non può controllare. Weber appoggia a Neto, se la scucchiaia come spesso gli piace fare, poi va a cercare Bijak che però non ha difeso bene la palla in questo frangente. Palla all'indietro verso Paganini. Felipe Melo la tiene in qualche modo in campo Alba, attaccato poi da Santos alle spalle. Palla che attraversa tutta l'area di rigore, la lancia in profondità Victor Melo, non può arrivarci Paganini. Petrarca che però è uscito bene da una zona sempre pericolosa in cui far transitare il pallone. Neto verso Miguel Weber, lancio che si perde sul fondo dall'altra parte. 5-12 da giocare, rinvio per Bastini, c'è vicino a lui Felipe Melo indisturbato che può andare in profondità, non trova però il passaggio due volte verso Paganini, poi Pulvirenti allontana nuovamente ed è anche lui che lascia il posto a Isidoro che torna nuovamente in campo dopo essere uscito per qualche secondo. Alba numero su Santos, guadagna spazio sulla sinistra, calcia di punta, respinge Weber, poi Bijak alza il pallone. Neto col petto, incredibile, riesce a tenere anche il pallone in suo possesso, poi attaccato, perde l'attimo per il passaggio e quindi ne viene fuori un fallo laterale. Attenzione, arriva Victor Melo che dal nulla calcia e la mette sul fondo. Mai lasciare spazio a Victor Melo per calciare. Weber verso Isidoro, 4:40 al termine, intercetta palla Paganini solo per un attimo, ancora Weber al rinvio. Wilde, Neto, Isidoro tra le linee, bene da Wilde, c'è bisogno anche della capacità di gestire la palla in situazioni delicate sia di Neto che di Wilde in questo finale. Eccolo nuovamente Wilde
tocca il pallone Fornari, palla che termina oltre la linea laterale, 4:18 da giocare. Neto la battuta, potrebbe andare ancora da Weber e infatti è così. Soliti 4 secondi per il portierone del CMB che ha già scaricato verso Neto, che prova ad autolanciarsi. Rafinha però tiene botta e alleggerisce verso Bastini, lancio in profondità, Fornari allarga il gambone ma non ci arriva. Rimessa dal fondo per il CMB, 4 minuti 5 secondi da giocare. Rinvio per Miguel Weber. Wilde cercava probabilmente Santos, ha colpito male la palla. Rafinha lotta con Neto mentre Wilde perde l'equilibrio al limite dell'area di rigore. Rafinha ancora 1 contro 1 con Neto, che poi si ritrova la palla dalle sue parti, la spazza via. Ci sarà fallo laterale, ma bisogna prima asciugare il gomma, o meglio il parquet nuovamente. Tanta umidità quest'oggi, quindi è più semplice che si perda l'equilibrio sul parquet di Matera. 3 minuti e 52 da giocare. Dando un'occhiata alla panchina del Petrarca, non c'è ancora segnale di portiere di movimento, mentre proprio adesso viene estratta una maglia gialla dal borsone, ovviamente dallo staff di Mister Giampaolo. Attenzione a Rafinha che in acrobazia pareggia il match 5-5. Con 3:51 ancora da giocare. Tris di Rafinha, vero protagonista, sponda Petrarca di questa gara. Vediamo adesso cosa succede in questi ultimi 3:50. Petrarca che stava pensando a portiere di movimento, potrebbe però rinunciarci. Santos, Isidoro, bene da Wilde sulla corsa per Santos che controlla ma non riesce a battere in porta. Bastini rinvio, palla alzata, Weber la chiama, la prende al limite dell'area di rigore. Isidoro in profondità verso Wilde, accompagna Santos sulla destra. Neto, Wilde 1 contro 1, vediamo se cerca spazio per il tiro, cerca sì, lo trova meno perché il pallone si perde distante dalla porta. Alba, bene da Fornari che restituisce palla però in maniera errata. Torna in campo Pulvirenti nel CMB. Wilde sbaglia il passaggio, contropiede per Rafinha che attacca a sinistra, va a cercare Fornari, provvidenziale la lettura di Wilde. Attenzione al contropiede adesso, Pulvirenti porta palla, Pulvirenti la mette verso la porta, respinge Bastini. Ancora fallo laterale giocato verso Neto, ultimi 3 minuti che iniziano adesso. Santos punta l'avversario, poi preferisce ricominciare, si è allargato a destra Wilde che prova il tunnel su Alba, non passa però il numero 13 e adesso può distendersi il Petrarca. 3 contro 3 con Fornari che porta palla, scarico letto da Neto che poi può andare anche a sovrapporsi a Wilde, palla sulla corsa per Neto da una parte all'altra del campo, la decide Neto. 6-5 CMB. (17:31) sul cronometro. Neto ha ancora la forza di difendere e soprattutto di andare ad attaccare dall'altra parte del campo. Wilde stava aspettando solo questo, l'ha servito e poi è stato bravissimo ancora una volta Neto a mettere dentro. E adesso arriva il time out chiamato da Mister Giampaolo che stava pensando a portiere di movimento sul 5-4, lo dovrà necessariamente fare adesso che è 6-5. Credo sia Rafinha il prescelto perché ha già tra le mani la maglia gialla e dunque tra poco si tornerà in campo con il Petrarca
alla caccia del nuovo pareggio con l'uomo in più, ovviamente, perché con la tattica del portiere di movimento sarebbe 5 contro 4 nella metacampo offensiva. Mister Nitti dall'altra parte sicuramente starà dando le indicazioni suoi per questi ultimi 2:29. Dentro Rafinha dunque, Bassini resta pronto ad effettuare ovviamente il cambio in caso di necessità. Si riparte. Felipe Melo, Victor Melo per Rafinha, eccolo in maglia gialla, 2:20 al termine. Felipe Melo verso Victor Melo. Alba torna da Rafinha. Victor Melo centralmente, cerca e aspetta il varco. Palla per Felipe Melo sul secondo palo, gran lettura ancora di Neto. Weber pensa a calciare verso la porta, pallone che si perde alto. 1:58 al termine. CMB che resta nella sua metà campo, non va ad ostacolare il passaggio alla rimessa del pallone in gioco, preferisce concentrarsi a difendere la sua area di rigore. Rafinha, Alba attaccato da Neto, si danza sulla linea laterale, vediamo a chi viene assegnata la rimessa, credo al Petrarca, infatti è così. 1:43 al termine, poco più di 100 secondi. Alba la battuta. Rafinha. Felipe Melo verso Victor Melo, ancora Felipe Melo. Fornari. Victor Melo la allarga però nel vuoto. Si aspettava di trovare lì Alba, non è riuscito invece a servirlo. 1:33, possesso palla CMB. Torna in campo Santos. Centralmente c'è Isidoro, poi Neto che la calcia fuori. Si torna ovviamente con Rafinha portiere di movimento. 1:28 allo scadere. Felipe Melo centralmente, palla gestita come al solito da Victor Melo, poi Rafinha per Felipe Melo. Fornari, ancora Felipe. Rafinha. Alba intercetta Neto, Isidoro per Wilde, può andare a calciare verso la porta. Wilde calcia e trova la posizione di Felipe Melo. Era il colpo del KO, ma comunque il CMB ha guadagnato secondi e metri. 1 minuto e 5 alla fine e calcio d'angolo in favore di Isidoro. Neto per il momento resta nella metà campo difensiva. Wilde centralmente, la palla non arriva a lui, non l'ha toccata nessun giocatore del Petrarca secondo l'arbitro. Poi va subito a battere Felipe Melo. Weber aveva intercettato il pallone, grandi polemiche adesso perché il CMB voleva la rimessa a suo favore. Il Petrarca invece non si spiega il perché sia stata fermata l'azione. Gioco che dovrebbe riprendere con un fallo laterale in favore del Petrarca. Credo anche che Mister Nitti abbia chiesto il time out saggiamente, perché se si riesce a calmare gli animi per questo finale non può che guadagnare nel CMB. Gioco che riprende 1 minuto esatto alla fine. Fornari verso Victor Melo, ancora Fornari. Tocca la palla Neto, palla che rimane in campo. Neto calcia anche di punta verso la porta. Palla fuori. Seconda chance di colpo del KO per il CMB. Rimessa battuta. Scambiano Victor e Felipe Melo. Ancora Felipe Melo porta la palla. Fornari. Felipe Melo. Rafinha. Dentro da Fornari che incrocia e trova il 6-6. Con 37 secondi da giocare. E c'è il time out che vi avevo preannunciato di Mister Nitti.
37 secondi da giocare, 6-6, dunque facciamo un po' di ordine perché è successo di tutto in questi ultimi 4 minuti. Prima il 5-5 firmato da Rafinha, 1 minuto e mezzo dopo il gol di Neto e poi il pareggio di Jader Fornari. ...37 secondi da giocare, ovviamente Petrarca che tornerà adesso con Bastini tra i pali. Vediamo se una delle due squadre ha ancora la forza per provare a vincere e portare a casa l'intera posta in palio. Scaduto il minuto di sospensione, si torna dunque a giocare. Isidoro verso André Santos, Neto, 35 secondi al termine. Wilde, sovrapposizione di Santos, ricordiamo che il Petrarca ha esaurito il bonus falli, 25 secondi, Neto verso Wilde a destra, può calciare Wilde, fuori di niente. Ha avuto la chance al 7-6 il CMB. C'è rinvio per Bastini. Palla profonda a cercare Jader Fornari, esce con sicurezza Weber, 15 secondi. Neto, partito in profondità Santos, forse ultima chance per il CMB, 8 secondi. Wilde, deve inventarsi qualcosa, Wilde ce l'ha su Mancino, calcio in diagonale! Bastini nega il 7-6, anzi forse proprio Santos. 4 secondi da giocare, Rafinha per Fornari e arriva il suono della sirena, finisce in parità, finisce 6-6, uno spettacolare senior prestito CMB Petrarca Padova. Partita davvero emozionante quella che vi abbiamo raccontato qui da Matera. Ovviamente in casa CMB c'è un po' di rammarico per la vittoria sfumata proprio nel finale con il gol di Fornari a 37 secondi dalla fine. Però nel complesso Mister Nitti secondo me deve essere soddisfatto della prova dei suoi, che ricordiamo non hanno potuto praticamente contare su Cesaroni per un problema alla schiena, a cui si vanno ad aggiungere le indisponibilità di Ramon e Well. Grazie per essere stati in tantissimi, davvero, soprattutto in questo finale, a seguire la diretta insieme a noi. Appuntamento alle prossime gare di Serie A, sempre qui su PMG Sport Futsal. Grazie e buona serata da Davide Menolascina.